26 settembre 2024, Bassano abbraccia i suoi martiri e si ferma al passaggio del gonfalone della città medaglia d'oro al valor militare. Il corteo sfila nel cuore di Bassano fino alla chiesa di San Francesco. Don Andrea Guglielmi celebra la Santa Messa in ricordo dei tragici eventi del settembre del 44, dell'orrore delle impiccagioni dei 31 giovani appesi agli alberi della città, si fonde con le riflessioni che portano all'attualità. Un pensiero per Giulia Cecchettin, martire dei giorni nostri, e un passaggio sulla cultura dell'odio, oggi purtroppo troppo diffusa. Tantissimi gli studenti presenti alla cerimonia intonano l'inno di Mameli davanti all'Ara dei Caduti in piazza Garibaldi. Una delle pagine più nere della storia di Bassano, però oggi abbiamo visto una presenza massiccia, non solamente della popolazione civile ma anche degli studenti. Proprio è una delle missioni che ci siamo dati come amministrazione, di coinvolgere gli istituti scolastici in questi momenti che caratterizzano la nostra città ma che raccontano anche la storia e i fatti avvenuti tanti anni fa. Bassano onora i caduti con la deposizione della prima corona d'alloro, quindi il corteo si muove verso Viale dei Martiri accompagnato sempre dalla fanfara dell'Ana Montegrappa. Sfilano le autorità e i rappresentanti delle associazioni partigiane e combattentistiche d'arma. Passano davanti alle croci attaccate ai lecci, a quelle foto poste a perenne ricordo di chi in questo luogo perse la vita. Tocca a noi portare avanti la storia, ma fare in modo che questi fatti non si ripetino più. Bassano deve continuare a ricordare e a raccontare. I 31 rintocchi del Campanon devono risuonare sempre nel cuore e nella mente dei bassanesi, soprattutto di quelli più giovani.